Durante le festività pasquali l'Italia sarà divisa in due e il nord-est farà parte della metà caratterizzata dall'instabilità. Mentre al sud l'ondata di caldo registrerà picchi di 33 gradi, in Veneto e Friuli Venezia Giulia per Pasqua e soprattutto per Pasquetta sono previsti rovesci alternati a schiarite, con temperature massime che nelle città si aggireranno su quota 15-18 gradi. Le avvisaglie sono già state notate nelle ultime ore fra piogge abbondanti in pianura e nevicate copiose in montagna, tanto che sull'altopiano dei 7 comuni verranno riaperte le piste da sci. Sulle vette bellunesi l'apertura era già stata programmata fino a primavera, secondo un calendario di chiusura che va dal 1 aprile nel comprensorio del Civetta al 1 maggio nell'area di Cortina d'Ampezzo, in Friuli Venezia Giulia da Pasquetta al 14 aprile. Gli apporti nevosi delle ultime 24 ore rilevati da ARPAV danno ragione a quella decisione, dai 15 ai 30 cm di neve fresca sulle Dolomiti oltre 2000 metri, 10 cm invece nella zona pedemontana e prealpina. Le precipitazioni più intense sono state misurate a Misurina, a Rabba con 35 cm, ma anche Passo Falzarego e Feltre con 30. Il manto bianco al suolo supera i 2 metri, a Ravalles 233 cm, a Rabba 212, Valsalatis 225, poco meno di 2 metri a Campomolon e Col dei Baldi. Oggi ancora neve, si prevedono fiocchi sopra i 2000-2300 metri, ma anche venti forti e lieve aumento delle temperature. Per quanto tendente al calo, perciò il pericolo valanghe rimane di grado 3 e dunque marcato. I punti più pericolosi sono localizzati sulle forcelle, nei canaloni ripidi, sottovento e sui cambi di pendenza. Ieri mattina è stato però riaperto il transito al passo Valparola, dal passo Falzarego al confine con la provincia di Bolzano. La strada provinciale 24 era stata chiusa da Veneto Strade proprio in seguito alle forti nevicate e ai cubi di neve ventata. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 29 marzo 2024, la prima notizia del giorno riguarda il meteo. Le previsioni meteorologiche per il fine settimana di Pasqua, colpo di coda dell'inverno a nord-est, feste pasquali innevate. Questo è il titolo sul Gazzettino nell'articolo di Angela Pederiva. Temperature in calo pure a Pasquetta, pioggia in pianura e neve sui monti. Ieri 15-30 centimetri, quindi per questo una Pasqua innevata sulle montagne del Veneto, anche sull'altopiano di Asiago. Abbiamo visto ha nevicato e infatti riaprono le piste sull'altopiano dei 7 comuni. Sulle Dolomiti il manto bianco supera i 2 metri. In pianura temperature massime di 15-18 gradi e soprattutto pioggia, rovesci alternati a schiarite sia nella domenica di Pasqua che a Pasquetta. Ma voltiamo pagina e proseguiamo la rassegna stampa di oggi, tornando a parlare ancora una volta in questi giorni della crisi del centrodestra in Veneto. Partiamo proprio dal Gazzettino con un articolo di Alda Vanzan. Veneto, centrodestra al voto in ordine sparso, già diviso in 10 comuni. Si parla delle elezioni amministrative ormai vicine, si voterà assieme alle europee l'8 e il 9 giugno, quindi manca un mese alla presentazione delle liste, ma il centrodestra ha raggiunto un accordo di coalizione solo in 6 comuni sui 24 che andranno al voto in Veneto, e questo a causa degli attriti tra Lega e Fratelli d'Italia, spaccature annunciate a Bassano, Monselice e Vittorio Veneto, quindi comuni assolutamente importanti tra quelli che andranno al voto. E il Gazzettino pubblica la mappa dove si vedono appunto i comuni in cui il centrodestra sarà unito. Si tratta di Montecchio Maggiore, Valdagno, Cadoneghe, Scorzè, Rovigo e Mogliano, e poi quelli invece dove il centrodestra sarà diviso.
Bassano del Grappa, Schio, Monselice, Selvazzano Dentro, Vittorio Veneto, Spinea, Noale, Paese, Arzignano, Cassola. La lista insomma è più lunga. E poi a Portogruaro, Preganziol, Rubano e Valeggio sul Mincio le trattative sono ancora aperte, così come a Legnago, San Bonifacio, Negrar e Pescantina. Una situazione complessa, quindi, di scontri aperti in alcuni comuni e comunque di tensione complessiva a livello regionale, tanto che, come leggiamo sui quotidiani del gruppo NEM, il fronte veneto arriva sul tavolo di Roma. Lega, Fratelli d'Italia, questo è l'asse principale dello scontro. Dopo lo strappo sul terzo mandato e le ultime crepe a Bassano, Monselice, Legnago e Chioggia, il segretario regionale del partito di Giorgia Meloni, De Carlo, fa intervenire il livello nazionale. Troppi scontri in vista delle elezioni. Gli ultimi sondaggi però danno la Lega superata anche da Forza Italia, non solo da Fratelli d'Italia. L'articolo è di Enrico Ferro per i quotidiani del gruppo NEM, che hanno anche appunto sentito i due protagonisti a questo scontro a livello regionale almeno, e quindi il segretario regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo e il segretario regionale della Lega Alberto Stefani. Il primo, meloniano, dice: ho visto Donzelli, ora solo i vertici possono sbloccare certe situazioni. Alcuni aspetti sono difficili da risolvere localmente, sostiene De Carlo, meglio avere i voti che i candidati, e poi questa differenza non mi pare così reale. Risponde Alberto Stefani nell'intervista firmata da Laura Berlinghieri: siamo i più strutturati e radicati sul territorio, è normale che troviamo più candidati sindaci. Un passo indietro a Bassano per favorire Fratelli d'Italia, ma loro non hanno fatto nessuna proposta, sostiene Stefani, che rilancia e dice: anche la presidenza della regione resterà a noi. Quindi ancora un leghista alla presidenza del Veneto, con o senza il quarto mandato per Zaia, che comunque per Stefani rimane una battaglia aperta. E allora è scontro davvero totale con Fratelli d'Italia, che tra l'altro appunto per le prossime elezioni regionali rivendica il diritto a esprimere il proprio candidato presidente per tutto il centrodestra. Vedremo come proseguirà questa vicenda. Nel frattempo chiudiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. La prima arriva dal mondo della scuola. Troppe assenze, a Padova scattano 20 denunce per i genitori degli scolari. Si tratta di uno dei primi casi di applicazione del decreto Caivano contro l'abbandono scolastico, il decreto voluto dal ministro della giustizia Nordio del governo Meloni. Indagati dopo segnalazioni dei presidi rischiano pene fino a 2 anni di carcere. Si tratta di studenti di elementari e medie, in prevalenza di etnia Sinti. Molti non sono più rintracciabili. L'articolo è di Nicola Munaro e appunto racconta uno dei primi effetti di questo decreto Caivano, che è stato molto criticato proprio per le misure relative ai minori. Un decreto che rischia di riempire i carceri minorili, ha detto l'opposizione, e non solo, anche le associazioni che lavorano nei carceri. E poi un decreto che, come in questi casi, rischia anche di colpire soprattutto delle minoranze, senza poi andare a incidere su quello che è il problema vero, quello dell'abbandono scolastico. Insomma, come sempre, una destra che più che sulla prevenzione punta sulla repressione, e ne vediamo già i primi risultati anche in Veneto. Ma voltiamo pagina. Ancora altre notizie flash dal Giornale di Vicenza, in un articolo di Cristina Giacomuzzo: ciclovie e difesa idraulica, ok per 233 milioni di euro. Il piano degli interventi pubblici, o meglio il piano triennale dei lavori pubblici, approvato in Consiglio regionale. Lo speaker delle minoranze Arturo Lorenzoni dice: sono sbagliate le priorità, manca la progettualità da parte della regione. Sono 116 gli interventi da realizzare nei prossimi 3 anni. Per il primo anno, il 2024, sono a bilancio oltre 96 milioni di euro. Appunto, la voce di spesa più alta è quella dedicata alle ciclovie, e solo dopo vengono le opere di difesa idraulica.
priorità contestate da Lorenzoni. Ci spostiamo sul Gazzettino, dove si parla di qualità dell'aria, smog, dopo le regioni anche le città padane fanno rete. Non bastano azioni singole. Il Gazzettino pubblica una mappa con la concentrazione di PM10 nell'aria, dove la pianura padana come sempre è in rosso, ma anche un grafico che dimostrerebbe come siano in calo gli sforamenti annui di PM10, almeno a livello nazionale. Storia diversa in Veneto e appunto in tutta la pianura padana, una delle regioni più inquinate d'Europa. Lettera di Brugnaro e Conte con i sindaci di Milano, Torino e Bologna. Italia ed Europa siano al nostro fianco, dicono appunto queste amministrazioni locali che si sono unite, hanno deciso di fare rete per contrastare l'inquinamento atmosferico. E per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Il podcast ritorna martedì prossimo. Nel frattempo a tutte e tutti voi una buona Pasqua e un buon fine settimana.